Buonasera alle principali notizie. A Catania a soli 14 anni, violentata dalla madre e dal suo compagno, la denuncia partita dagli insegnanti della bambina che frequentava una scuola di Acireale. A Palermo i boss di Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia comandavano i traffici della droga dal carcere. Nell'operazione antimafia 26 arresti. A Catania ancora caccia al pirata della strada che ha travolto Matteo Patti lasciandolo in fin di vita sulla strada. I parenti hanno trovato un video dell'auto in fuga e lanciano un appello: si costituisca alle forze dell'ordine. A Trapani è azzerata un'organizzazione a Castelvetrano che gestiva corse clandestine di cavalli in un ippodromo abusivo. 12 gli indagati e 5 misure cautelari. Sparatoria nella notte a Mister Bianco nel Catanese. 2 persone a bordo di uno scooter si sono affrontate a colpi di pistola, nessun ferito. Non si esclude però un avvertimento mafioso. Ad Agrigento emergenza acqua e protesta davanti al comune, sit-in dei residenti di Maddalusa che chiedono soluzioni immediate. A Catania si lavora per ripristinare la spiaggetta di San Giovanni Licuti, distrutta nei mesi scorsi dal ciclone Harry. RUSP in azione per liberare l'Arenile. Buonasera. Da Acireale nel Catanese, maltrattamenti e violenza sessuale su una 14enne. Arrestati la madre e il compagno. L'indagine avviata dopo la segnalazione e denuncia della scuola. Sentiamo Tonino Adamana. Corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. È una storia triste quella che arriva da Acireale e che riguarda una ragazzina di 13 anni vittima di abusi tra le mura domestiche. Sono pesanti le accuse contestate dalla Procura di Catania ad una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni ed una romena di 30, arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione di un istituto comprensivo di Acireale. La Procura ha disposto l'ascolto protetto della vittima. Dal suo racconto sarebbero emersi gravi elementi che hanno portato all'immediato allontanamento della ragazzina dal nucleo familiare con il contestuale collocamento in una struttura protetta. Le indagini affidate al commissariato di Acireale sono proseguite con l'attivazione di diverse attività di intercettazioni nei confronti di 2 indagati, la madre e del patrigno della bambina, entrambi rinchiusi adesso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Ad Agrigento, in piazza Cavour, installata la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, questa volta dedicata alla memoria di Antonella Alfano, vittima di femminicidio uccisa il 5 febbraio del 2011. Un segno concreto per sensibilizzare la comunità sul valore del rispetto e della tutela delle donne. Andiamo a Palermo, dove le mani della mafia si è scoperto che andavano anche sulla droga. Fermate infatti 26 persone. L'inchiesta della polizia ha svelato l'esistenza di 2 organizzazioni con base nei quartieri Villa Grazia e Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia. Sentiamo Marco Gullà. Nonostante erano detenuti, continuavano a gestire gli affari della droga. I boss mafiosi a Palermo del mandamento di Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia gestivano i traffici di droga che continuano ad essere la principale risorsa economica per le cosche mafiose. Sgominata un'associazione che importava grossi carichi di cocaina e hashish che arrivavano da Roma attraverso un albanese o dalle coste calabresi. Sono 26 gli arresti eseguiti la scorsa notte dai carabinieri del ROS e dai poliziotti della squadra mobile che hanno eseguito tra i quartieri Villa Grazia, Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia. Gli stupefacenti che riempiono le piazze di Palermo arrivavano anche dai grossisti della Campania. Nel caso di Santa Maria di Gesù c'è anche un fornitore albanese di cocaina con base operativa a Roma. La droga si conferma quindi uno dei business principali per Cosa Nostra, un business che i boss mafiosi gestiscono anche durante la detenzione in carcere. I protagonisti di questi affari criminali avrebbero continuato a gestire i contatti con i fornitori utilizzando la piattaforma Signal. Avevano anche una chat ribattezzata i fuorilegge. Nelle comunicazioni parlavano poi in codice, la droga era 007, bianca, minuti o anche palline. A Catania è caccia al pirata della strada che ha travolto Matteo Patti lasciandolo in fin di vita. La famiglia ha raccolto testimonianze, foto e video dell'auto in fuga. Sentiamo Eva Spampinato.
Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che ha travolto e ridotto in fin di vita Matteo Patti, 65 anni, padre di 3 figli, che da giovedì scorso è in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato investito qui all'incrocio tra via Nuova Uccello e via Caboto a Catania mentre viaggiava a bordo del suo scooter. I familiari di Patti hanno proseguito le loro indagini, hanno lanciato appelli pubblici e qualcuno ha risposto. Foto, descrizioni dettagliate dell'auto, persino un video. Abbiamo scoperto il modello della macchina e poi abbiamo proprio il video di quando lui scappa. L'orario è esattamente quello, quindi infatti a noi è venuto molto facile andarlo a beccare. Il video mostra l'auto che sfreccia più avanti superando ancora un'altra auto. Perché ci sono dei dettagli particolari della macchina e poi è una macchina abbastanza particolare. E poi l'orario coincide. Se riuscisse a sopravvivere, Matteo porterebbe per sempre addosso i segni di quanto accaduto e mentre la famiglia continua a pregare, qualcun altro potrebbe avere un moto di coscienza. È possibilmente un po' scosso per quello che è successo, però io penso che ha avuto tutto il tempo per metabolizzare quello che ha fatto e quindi quello che mi auguro è che il Signore si passi la mano sopra la coscienza e si costituisca spontaneamente alle forze dell'ordine. Adesso a Trapani corse di cavalli in un ippodromo abusivo, azzerata a Castelvetrano, un'organizzazione che proprio gestiva le corse clandestine. 5 le misure cautelari. Adelaide Barbagallo. Cavalli dopati e spronati a correre all'impazzata, smantellata a Castelvetrano un'organizzazione criminale che gestiva corse clandestine su un ippodromo abusivo. Il giudice per le indagini preliminari di Marsala ha emesso 5 misure cautelari, un divieto di dimora in Sicilia e 4 obblighi di firma, 12 in totale gli indagati. Le indagini, nate da una denuncia ambientalista e supportate da telecamere e intercettazioni, hanno svelato un sistema coordinato tramite chat online. Sulla piattaforma venivano reclutati i fantini, stabilite le partenze e diffusi video delle gare. Particolarmente allarmante è stato quello che è emerso in merito alla tenuta degli animali, all'allevamento e all'allenamento. Animali a cui venivano somministrate sostanze dopanti estremamente pericolose per la loro integrità fisica, volte ad alterarne le prestazioni sportive. E animali che molto spesso durante le competizioni subivano infortuni particolarmente gravi. Durante una gara un animale ha riportato la frattura di una zampa. A Lampedusa un uomo è caduto dentro la cisterna che stava pulendo in un'abitazione privata. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno salvato. Era caduto infatti da un'altezza di 6 metri. Andiamo a Mister Bianco e siamo nel Catanese dove c'è stata una notte di fuoco perché 2 persone su uno scooter si sono fronteggiate a colpi di pistola, nessun ferito. Appena un mese fa altri spari, in quel caso era stato gambizzato un 18enne. Adelaide Barbagallo. Il silenzio della notte è spezzato dal fragore delle esplosioni e dal rombo dei motori. Torna a farsi sentire il rumore delle armi a Mister Bianco. Il popoloso comune alle porte di Catania è stato teatro nelle scorse ore di uno scontro armato. L'allarme è scattato intorno alle 2 della scorsa notte nella frazione di Lineri. In via Lenin si è consumato quello che gli investigatori ipotizzano essere stato un vero e proprio conflitto a fuoco tra fazioni opposte. Secondo le prime ricostruzioni, l'azione avrebbe coinvolto almeno 2 persone che si sono fronteggiate a bordo di altrettanti scooter. Dopo aver esploso i colpi, i malviventi si sono dileguati a folle velocità nel buio, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco e i militari di Fontanarossa hanno trovato in strada 4 bossoli. I proiettili hanno centrato in pieno 2 utilitarie parcheggiate lungo la via, danneggiate, dicono gli inquirenti, per puro caso. Restano da chiarire la dinamica esatta e il movente. Si è trattato di un tentativo di omicidio fallito per un errore di mira o di un avvertimento in stile mafioso. Al momento non risultano feriti. I carabinieri scavano negli ambienti della criminalità locale. Le indagini sono coordinate al comando provinciale di Catania. Solo un mese fa, sempre a Mister Bianco, altra sparatoria, gambizzato un ragazzo di 18 anni. Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato la delibera su San Berillo. Il documento riguarda la proposta di acquisto di 3 edifici da privati con la realizzazione dell'Urban Center. Gli immobili saranno demoliti per realizzare una piazza con spazi attrezzati, area verde, servizi igienici, box, infopoint. Il finanziamento statale nell'ambito dei piani urbani integrati ammonta a 6 milioni di euro.
Incidente stradale questa mattina sulla statale 514 Ragusa-Catania, coinvolti tre operai impegnati nei lavori lungo l'arteria. Nessuno fortunatamente in pericolo di vita. Veronica Barbarino. Incidente stradale questa mattina sulla statale 514 Ragusa-Catania, in contrada Castiglione. Coinvolti tre operai impegnati nei lavori lungo l'arteria. Secondo una prima ricostruzione, un mezzo in transito avrebbe impattato violentemente contro il veicolo utilizzato come scudo di protezione del cantiere ANAS, finendo poi per investire tre operai nell'area di lavoro. L'impatto è stato violento. 4 ambulanze provenienti dalle postazioni più vicine sono intervenute per stabilizzare i feriti e predisporne il trasferimento d'urgenza. Gli operai coinvolti sono stati trasportati all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Ragusa per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti. Uno studio di Save the Children censisce oltre 24.000 minori in aree fragili di Palermo, Catania e Messina, tra percentuali di abbandono degli studi, disoccupazione e accessi a mense superiori a medie comunali. Sentiamo Francesco Triolo. Povertà, dispersione scolastica e giovani senza lavoro è il quadro che emerge dal nuovo rapporto di Save the Children dedicato alle aree più fragili di Palermo, Catania e Messina. Secondo lo studio, nelle 3 città siciliane vivono oltre 24.000 minori in condizioni di forte disagio sociale ed economico. Più di 14.000 si trovano a Palermo, quasi 7.000 a Catania e circa 3.000 a Messina. Numeri pesanti soprattutto sul fronte della povertà. Nelle aree considerate più vulnerabili vive in difficoltà economica oltre il 60% delle famiglie a Palermo e Catania, quasi 1 su 2 a Messina. Preoccupano anche i dati sulla scuola, l'abbandono scolastico e le bocciature superano nettamente le medie cittadine. A Palermo il fenomeno riguarda quasi il 18% degli studenti, a Catania oltre il 15%, a Messina quasi l'11%. E poi il tema dei cosiddetti NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. A Palermo e Catania più di 1 su 2 tra i 15 e i 29 anni si trova in questa condizione. A Messina quasi 4 ragazzi su 10. Save the Children chiede ora interventi strutturali e più spazi educativi nelle periferie, parlando di un'emergenza sociale che rischia di segnare il futuro di migliaia di giovani siciliani. Gli attivisti della Sumud Flottiglia sono detenuti e sono stati anche costretti a stare in ginocchio e anche appunto subire violenze. Fra gli italiani fermati c'è anche il catanese Alessio Catanzaro. E il ministro degli esteri italiani, dopo la diffusione del video, ha detto: per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa. Simona Mazzona. Costretti a stare a terra in ginocchio, le mani legate con le fascette, in silenzio, sono gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod e tenuti così dentro un tendone. Sono le immagini di un breve video diffuso dal giornalista israeliano Amit Segal sul proprio canale Telegram. La Global Sumud Flottiglia, in un comunicato, scrive che quello riservato da Israele agli attivisti è stato un trattamento vergognoso e riprovevole, uomini e donne costretti inginocchiati a terra, legati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza al porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani intanto ha avuto diversi contatti con il suo omologo israeliano Gideon Saar affinché tutti i 29 italiani vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto, annunciando che sono in arrivo i primi 2 italiani, il parlamentare carotenuto e il giornalista Mantovani. Il titolare della Farnesina avrebbe chiesto anche chiarimenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Tra gli italiani c'è anche il ricercatore catanese Alessio Catanzaro, che generosamente si è messo a disposizione per la causa contro il genocidio di Gaza, insomma, in cui siamo tutti coinvolti. Inquietanti anche le immagini che vedete. Proiettili di gomma sparati dalla Marina Militare israeliana contro gli attivisti con l'intento di fermare le 54 imbarcazioni della flottiglia, come segnala la portavoce Maria Elena Delia. Le navi della Marina Militare israeliana stanno sparando proiettili, stanno già compiendo un atto criminale. Su questo atto criminale ci mettono sopra anche l'utilizzo delle armi.
E a proposito della Sumud Flottiglia, si è trattato di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera del ministro del governo di Israele. Così sono queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha commentato il video che avete visto sugli attivisti della flottiglia trattenuti in Israele, nel quale compare proprio il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir. Ci fermiamo, poi andremo a Niscemi, dove sale la rabbia degli sfollati. A quasi 120 giorni dalla frana di Niscemi, il costone continua a cedere, le abitazioni tornano a crollare nel vuoto. Intanto prosegue la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza e delle demolizioni nell'area a rischio, ma tra gli sfollati cresce la protesta e infatti si dice: non vogliamo contributi ma risarcimenti. Sentiamo GR Italia. A Niscemi le ferite della frana continuano ad allargarsi. Alla vigilia dei 120 giorni dal crollo del costone del 25 gennaio, il cedimento di un altro edificio già parzialmente distrutto ha riacceso i riflettori sulle abitazioni della zona nera. Nella fascia più esposta, quella che va dal ciglio della frana fino a 50 metri di distanza, è prevista la demolizione totale degli immobili, un'area che dovrà essere completamente ripensata per evitare nuovi cedimenti come quelli del 25 gennaio scorso e del 12 ottobre del 97. La gestione degli interventi è affidata al commissario nazionale Fabio Ciciliano, che dispone di milioni di euro destinati sia alla stabilizzazione dell'area sia alla delocalizzazione delle abitazioni da abbattere, ma è proprio sui risarcimenti su quelle case che esplode la rabbia degli sfollati. Roberto, uno dei primi ad aver perso la casa, ha fatto fare una valutazione reale per ricostruire un'abitazione di 100 metri quadrati con i prezzieri regionali della regione siciliana. Tra progetto, sicurezza, terreno, indagini geologiche e IVA servono circa 2.740 euro al metro quadro, ma le valutazioni presentate ad oggi non superano invece le 600. Ma io che ci faccio 650 euro? Ma in che mondo viviamo? Non lo so. Non è un contributo, è un risarcimento, perché la causa di questa frana sono loro, non siamo stati noi. Una richiesta che torna a scuotere una comunità ancora senza risposte definitive, mentre il fronte della frana continua a muoversi lentamente. Emergenza acqua e protesta davanti al comune di Agrigento. Questa mattina sit-in dei residenti di Maddalusa, che hanno mostrato anche le tessere elettorali in segno di protesta in vista delle elezioni amministrative. Disagi pesanti per le famiglie che chiedono soluzioni immediate. Davide Sardo. Protesta davanti al comune di Agrigento per l'emergenza acqua. I residenti di Maddalusa sono scesi in strada con un sit-in, in mano anche le tessere elettorali come segnale di protesta in vista delle imminenti elezioni amministrative. Io sono pure disposto, come tutti gli altri, caccia cartella elettorale, io la butto nella spazzatura e non vado a votare come io, come tutte queste persone che sono qua e ancora ne stanno arrivando. Vediamo di risolvere questo problema, perché a casa abbiamo bambini, persone anziane, persone malate, come ci dobbiamo organizzare? Maddalusa è una zona urbanizzata, ma non è ancora servita in modo stabile dalla rete idrica pubblica. Per questo molte famiglie dipendono dalle autobotti private. Il blocco del servizio ha lasciato diversi nuclei familiari completamente senza acqua, con gravi disagi anche sul piano igienico. Nemmeno gli animali si trattano così. Il sindaco l'ho chiamato fino a poco fa, mi ha detto ora vengo, invece è scappato. Questo è il sindaco di Agrigento. L'acqua è un bene primario per tutti. Noi abitiamo lì da una vita, adesso perché è successo tutto questo marasma? Non lo spiegano. Un messaggio chiaro che arriva dai residenti, pronti anche a consegnare le tessere elettorali come gesto di protesta e a minacciare l'astensione al voto. La richiesta è netta: acqua subito è una soluzione definitiva a un problema che non può più essere rinviato. Ci fermiamo, una breve pausa, poi andremo a Catania, dove è stata ripristinata la spiaggia, almeno si lavora per ripristinare la spiaggia di San Giovanni Licuti. A Catania si lavora nella spiaggetta di sabbia vulcanica di San Giovanni Licuti con l'intervento di ripristino avviato dal Comune, che si concluderà in pochi giorni. La furia del ciclone Harry l'aveva quasi cancellata del tutto. Desiree Ferlito.
senza spiaggia non è San Giovanni Licuti, deve avere la spiaggia, no? Le ruspe scavano tra i massi lavici, il rumore dei mezzi si mescola al mare e lentamente la spiaggia riappare. È tornata nei tempi giusti. San Giovanni Licuti per me è un punto di riferimento. Alle mie spalle vedete la ruspe in azione e torna piano piano visibile la spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Qui fino a poche settimane fa c'erano i grossi massi trascinati dal ciclone Harry e la città di Catania prova a riprendersi uno dei luoghi più iconici della sua città. Contentissima, tanto è vero che ho deciso di venire qua. Basterebbe un po' di pulizia, secondo me, e tenerla bene la spiaggia, saremo felici noi. Il comune di Catania ha avviato un intervento straordinario di rimozione dei grandi blocchi trascinati a riva dal moto ondoso. Un'operazione promossa da 3 assessorati alle manutenzioni di Giovanni Petralia, al mare di Andrea Guzzardi e alla protezione civile di Daniele Bottino. I lavori dureranno una settimana, giusto il tempo per consentire le prime tintarelle. L'intervento garantirà circa 400 metri quadrati di arenile, a ridosso del tradizionale solarium quasi ultimato. Prendo il sole, faccio il bagno. Abbiamo il mare in città, io anche d'inverno vengo. Ed è una fortuna? Davvero. Un nuovo asset strategico per le gole dell'Alcantara. L'intervento è dell'imprenditore Francesco Russo Morosoli, che ha acquisito il sito con l'obiettivo di rigenerare il valore di una risorsa turistica di rilievo assoluto. Orazio Longo. Uno spazio ricco di attrazioni, 4 ascensori per raggiungere il fiume, servizi sportivi integrati, musei, rappresentazioni teatrali e itinerari tematici. Le gole dell'Alcantara presentano un nuovo asset strategico ad opera dell'imprenditore Francesco Russo Morosoli, che dopo gli investimenti sull'Etna adesso punta, spiega il gruppo in una nota, a rigenerare il valore di una risorsa turistica di impareggiabile bellezza, posizionando la Valle dell'Alcantara in una sorta di hub turistico complementare rispetto a quello che è il brand internazionale della vicina Taormina. Il sito, famoso in tutto il mondo, è un parco botanico e geologico caratterizzato da gole di basalto lavico a forma di prisma, ma anche un grande parco divertimenti per bambini e adulti posto al centro della Valle dell'Alcantara tra Castiglione di Sicilia e Mottacamasta. Tra le attività sportive gettonate il body rafting e il canyoning, che con le guide al seguito consentono di visitare le rapide e le cascate tra le acque gelide, che è il marchio distintivo delle gole, immortalate anche in diverse pellicole cinematografiche, l'ultima in ordine di tempo nel film di Matteo Garrone, Tale of Tales. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.